Salve a tutti, oggi in questa seconda lezione riguardante la storia della Sardegna, in particolare la Sardegna italiana, affronteremo quel periodo storico che va dal 1919 al 1945, in cui i protagonisti sono i partiti politici, il fascismo e la seconda grande guerra. Evidenziamo che già appena finita la prima grande guerra, la prima guerra mondiale, nel 1919, quando le milizie erano entrate in Sardegna, non avevano ricevuto ciò che si aspettavano, nonostante avessero vinto la guerra, come ben sappiamo, e di conseguenza la politica aveva intrapreso nuove vie. In Sardegna gli ex combattenti, guidati da Emilio Lusso e Camillo Bellieri, si erano organizzati e alle elezioni politiche del 19 avevano eletto 3 deputati su 10 candidati, ovvero Mauro Angioni, Paolo Onano e Pietro Mastrini. In questa competizione elettorale il vento soffiava anche per i socialisti, poiché avevano avuto dalla loro parte pure il sindacato. Ma nonostante tutto i numeri ottenuti non erano stati quelli previsti dal partito. Mentre una forza che in poco tempo aveva preso lumi era quella cattolica, la quale voleva combattere soprattutto il socialismo. Non per nulla gli uomini di chiesa avevano appoggiato il candidato gradito già nel 1909 con la sospensione del Nox Expedit, ufficialmente appunto quando, per dirla con il professor Francesco Azzeni, nel collegio di Cagliari i cattolici appoggiavano ufficialmente la candidatura del cattolico ingegner Edmondo Saint-Just, che si presentava come candidato costituzionale. E per questo veniva chiesto e ottenuto dalla Santa Sede, dell'arcivescovo della città Pietro Balestra, la sospensione del non expedit contro il radicale Umberto Cao, candidato del blocco dei partiti popolari e sostenuto dai radicali e dai socialisti. Quindi, vedendo questa situazione e il rischio dei cattolici, si era chiesto appunto la possibilità di votare, di appoggiare il candidato che avrebbe potuto mettere in crisi quegli ideali, quegli interessi legati a Santa Romana Chiesa. Non per niente la Chiesa, soprattutto uomini di Chiesa, il 18 gennaio del 1919 avevano messo in essere, quindi avevano creato il Partito Popolare Italiano, Partito Popolare Italiano di Don Luigi Sturzo. Il 23 marzo del 1919 venivano creati i fasci di combattimento che dovevano garantire l'ordine nella nazione, i quali, dopo 2 anni, avevano visto i loro primi rappresentanti in Parlamento. Alle elezioni del 1919 gli ex combattenti avevano preso piede in modo strepitoso, cambiando il contesto politico sardo, sostituendosi ai partiti tradizionali. Prendo ancora le parole dello storico Francesco Azzeni. Infatti, egli dice che i 30.000 voti e più delle liste dei combattenti diceva che nulla sarebbe stato come prima, che qualcosa sarebbe cambiata, che esisteva un raggruppamento del partito per tendenza, quello dei combattenti, che più del Partito Socialista e del Partito Popolare rappresentavano un'alternativa alla classe dirigente tradizionale, liberale e democratica radicale, e che, nonostante con contraddizioni, compromessi e incertezze politiche e ideologiche e programmatiche, metteva con forza la richiesta di rinnovare il comando della politica della stessa classe politica. Quindi qua vediamo come i combattenti scendono in campo con forza e mettono in crisi la politica tradizionale, in quanto la società cambiava, i bisogni cambiavano e questi ultimi avevano avuto
la capacità di interpretare al meglio i bisogni della società. Infatti, nell'agosto 1920 il movimento degli ex combattenti si era incontrato in Macomer stilando il programma politico di autonomia, in cui veniva descritto che le risorse economiche dovevano restare dove? In Sardegna. Bisognava ritirare il capitale privato ed eliminare la monarchia. Quindi avevano visto già lontano quel periodo storico. Questo programma politico sardo era stato presentato agli ex combattenti continentali che non lo avevano fermato. Ricordiamo che il movimento degli ex combattenti era un movimento nato a livello nazionale con le sue identità regionali. Dopo le elezioni comunali del novembre del 1920, dove gli ex combattenti avevano ottenuto un enorme successo, nell'aprile del 1921 avevano mutato il movimento in partito, dando vita al Partito Sardo d'Azione, congresso di Oristano. Il mese successivo i sardisti avevano eletto 4 deputati su 10, quindi erano in crescita. Chi erano questi deputati? Erano Pietro Mastino, Paolo Onano, Emilio Lussu e Umberto Cao. Inoltre, da evidenziare che il Partito Sardo d'Azione era diventato il secondo partito in Sardegna. Rammentiamo che alcuni mesi prima, congresso del Partito Socialista, congresso di Livorno, del 21 gennaio 1921, era nato il Partito Comunista Italiano, grazie anche e soprattutto all'ideologo sardo Antonio Gramsci. In Sardegna, sebbene il partito sardo fosse illuminato, il fascismo era radicato bene e in poco tempo aveva eliminato i suoi competitori, come ben sappiamo. Infatti nel 1922 i neri avevano occupato il potere attraverso un'azione sovversiva rimasta nella storia, ovvero la marcia su Roma. Di conseguenza, il giorno dopo, Mussolini diventava presidente del Consiglio. Nel 1922 in Sardegna le liti tra i partiti si erano rafforzate, le dispute, quindi c'era una disputa dialettica molto accesa tra i partiti tradizionali e i nuovi movimenti e partiti. E di conseguenza il fascismo aveva capito che promettendo autonomia avrebbe potuto prendere il potere facilmente. In questo modo, nel 1923, era riuscito a portare diversi sardisti dentro il partito fascista, dando vita a quello che gli storici hanno chiamato Partito Sardo Fascista. In questa operazione politica avevano ricoperto un ruolo di ottimi tessitori, potremmo chiamarli, il generale Badoglio ed Enrico Hendrich, da parte fascista, e Paolo Pili per i sardisti. In un primo periodo, in cui il fascismo la faceva da padrone, alle elezioni del 1924 i sardisti avevano eletto i deputati Lussu e Mastino, ovvero Emilio Lussu e Pietro Mastino, su 12 candidati, prendendo 23.000 voti, quindi il 15%, ma la dittatura era arrivata. Nel 1924 i neri avevano assassinato il socialista Giacomo Matteotti e l'intolleranza, come ben sappiamo, non si è fermata. Anzi, nel 1926 gli oppositori venivano eliminati anche attraverso la legge. Infatti, le leggi fascistissime scioglievano di autorità tutti i partiti del quadro politico nazionale. Evidenziamo come il 31 di ottobre del 1926 Emilio Lussu aveva ucciso uno squadrista fascista perché insieme ad altre camicie nere volevano menarlo. Arrestato e processato,
Lussu veniva assolto per legittima difesa, ma mandato al confine a Lipari nel 1927, luogo in cui il 27 luglio del 29 era scappato a Parigi insieme a Fausto Nitti e Carlo Rosselli, città in cui avevano fondato il movimento liberal socialista del famoso Giustizia e Libertà. Questi erano anni assai difficili, di intolleranza, di rabbia, dove un uomo che aveva idee diverse dal fascismo veniva incarcerato e in alcuni casi assassinato, come abbiamo visto con il buon Giacomo Matteotti. Il 1926 era stato un anno da non dimenticare, poiché un altro sardo si era messo in luce per la sua ideologia contro quell'ideale di intolleranza, ovvero contro il fascismo e i loro rappresentanti, ovvero il grande Antonio Gramsci. Nel 1926, stesso anno, Mussolini aveva eliminato la figura del sindaco cambiandola con il podestà, che veniva nominato dal governo attraverso il prefetto. Ora torniamo indietro di qualche anno e evidenziamo come il partito fascista aveva pensato che grazie alla scuola avrebbe potuto formare i fascisti. Infatti nel 1923 aveva riformato la scuola italiana con la famosa legge Gentile. Gentile era un uomo colto, filosofo, il quale ricopriva la carica di ministro dell'istruzione. Questa legge era rimasta in essere fino al 1985, quando veniva sostituita dalla nuova riforma nella scuola elementare. In questa circostanza possiamo concludere questa parte della lezione dandovi appuntamento ad una parte successiva in un prossimo video. Valorizziamo, tuteliamo, promuoviamo la lingua e la storia sociale sarda in ogni suo aspetto. In buon'ora, grazie.